vediamo il secondo modo per mettere i bendaggi, sempre per atleti dilettanti dove non c'è il bendaggio rigido, però con il passaggio fra le dita delle mani. Infiliamo sempre il pollice dentro l'occhiello del bendaggio, il bendaggio andrà sempre verso l'esterno, facciamo 2 giri completi, 1 e 2 sul polso, un giro sulle nocche, dopodiché ritorniamo sul polso. Ora apriamo la mano, il bendaggio passa tra l'indice e il medio e lo riporto su, chiudo la mano, torno sul polso, passo sopra la mano, passo tra il medio e l'anulare, chiudo la mano, di nuovo tra l'anulare e il mignolo, torno su, un giro sul polso, un giro sulle nocche, passo a stringere il pollice, torno sul polso e stringo e chiudo il velcro sul polso. Ecco fatto un bendaggio con il passaggio tra le dita delle mani. Anche qui, come vedete, non c'è l'incrocio all'interno del palmo della mano. Peace and love.